Ritorniamo in studio, ci ha raggiunto il nostro ospite di oggi, Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro. Voci dicono di possibili chiusure del centro storico Leauto a Portogruaro, le risultano? Diciamo che ci risulta la chiusura del centro storico a Portogruaro, chiamiamolo, non è chiusura, zona ZTL, è nel programma di mandato di questa amministrazione. Noi vorremmo raggiungere questo obiettivo, abbiamo già fatto un po' di riunioni all'interno della pubblica amministrazione, abbiamo definito un percorso di coinvolgimento dei cittadini delle associazioni di categoria. Ricordare sempre quelli che sono state le operazioni Abbiamo delle proposte da fare, abbiamo intenzione di risolvere alcuni problemi che sono presenti a Portogruaro sulla viabilità, mi riferisco in modo in particolare all'inversione di marcia di via Garibaldi. Noi abbiamo deciso di invertire il senso di marcia come amministrazione. Da quando? Da quando? Io credo che se riusciamo a fare la riunione che è prevista la prossima settimana con gli operatori commerciali, io credo che questo l'inversione di marcia possa venire in tempi brevissimi. Pietro Rambuschi, consigliere del PDL per il comune di Portogruaro. Finalmente con il 2012 la modifica alla viabilità del centro storico. Sì, questo è sempre stato un mio obiettivo e sembra che veramente nel mese di gennaio si provvederà a modificare la viabilità in centro storico. Posso dire che due punti sono fondamentali, quello dell'inversione di marcia di via Garibaldi per permettere ai turisti di arrivare all'albergo Spessotto con gli autobus. Il secondo punto è quello della chiusura del traffico passivo di via Spalti. Quindi finalmente affronteremo tutto questo nella prima commissione di cui io faccio anche parte e prevedo che sicuramente entro nel mese di gennaio tutto ciò avverrà. Be careful the cat. No say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Be careful the cat. No say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Io credo che questo l'inversione di marcia possa venire in tempi brevissimi. E prevedo che sicuramente entro nel mese di gennaio tutto ciò avverrà.